Siamo in compagnia di Gabriele Tiella, allenatore dell'Hockey Breganze, sconfitta 4-3 contro la BDL Minimotor Correggio. Un suo giudizio sulla partita? Partita sostanzialmente equilibrata, soprattutto il primo tempo. Dopo tante punizioni di prima, tanti blu, un po' va a incidere chiaramente sulla dinamica della partita, come è normale che sia. In ultima, anche in quarto gol, siamo stati abbastanza sfortunati con una carambola che ha un po' ingannato il portiere, che non ha più visto la pallina. Se ne usciva un pareggio ne ero molto soddisfatto, insomma, peccato, però insomma abbiamo fatto qualche passo in avanti rispetto alla settimana scorsa e questa era la cosa importante. Se vengono i punti meglio, ma ripartiamo dalla prossima, non cambia niente, siamo a inizio campionato. Ci sono state delle decisioni arbitrali che non vi hanno soddisfatto? Le decisioni arbitrali sono decisioni dell'arbitro, lui vede quel che vede, chiaramente sfido chiunque a essere sempre d'accordo con l'arbitro, per cui insomma accettiamo e basta. Fine. Ecco, parliamo anche del Breganze. Voi siete la seconda formazione della squadra che è impegnata in Serie 1. Quanto è importante avere un serbatoio per la prima squadra in Serie 1 e quanto è importante proprio per il settore giovanile del Breganze? Beh, io credo che in generale dovrebbe essere una strada che dovrebbero cercare un po' tutte le società, anche le società proprio che hanno la 1, di avere comunque un bacino sotto, non tanto per fare la 2 ma quanto per avere dei ragazzi da far crescere, da dopo fare esordire e giocare col tempo in prima squadra in A1. Dovrebbe essere un po' la via. È anche un incentivo per i giovani che sono sotto, per tutto il settore giovanile, sapere che c'è la possibilità di avere una 2, la possibilità comunque che una società lavori per portare dei giovani in prima squadra e non solamente stranieri o comunque gente presa per l'occasione per fare la 1, insomma. Anche perché l'abbiamo citato in telecronaca, di giocatori che hanno militato poi e che militano tuttora in nazionali giovanili ce ne sono. Ho citato Ettore Barbieri, Tagliapietra e non solo, Battaglin. L'elenco è lungo e l'elenco è ancora lungo se guardiamo agli anni precedenti. Il settore giovanile del Breganze punta a far crescere i giovani e anche i risultati poi vi stanno premiando. Sì, esatto, adesso noi chiaramente dobbiamo aiutare la 1 con i ragazzi della 2 che si allenano insieme e anche un po' alla volta racimolare punti per la salvezza, proprio per quello che dicevamo prima, proprio per far crescere ancora quelli sotto, riuscire a mantenere la doppia categoria, proprio per far continuare a crescere anche i giovani che adesso sono in Under 17, che l'anno prossimo vanno in 19, che possono iniziare anche a far panchina in A2, insomma. Dopo la Coppa Italia e dopo le prime 3 giornate del campionato di Serie 2, la salvezza sembra alla portata per il Breganze. La salvezza sembra alla portata, sì, ho detto prima ai ragazzi, è un campionato molto equilibrato. Possiamo vincere con tutti, non vedo una squadra che ci sia sopra in maniera spaventosa, insomma, però possiamo anche perdere con tutti. Dobbiamo trovare quanto prima il giusto amalgama, il giusto atteggiamento in pista che ci porti a fare i punti che dopo ci servono per la salvezza. Alla fine l'obiettivo nostro è la salvezza e basta, insomma, è far crescere i giovani, come abbiamo detto. Grazie a Gabriele Tiella e in bocca al lupo all'Hockey Breganze. Crepi il lupo, alla prossima. Grazie.